Io non ci sono riuscito a farlo da sola, è una bella cosa. La giovane mamma ha trovato la soluzione al suo problema. Nello sportello in piazza ha potuto compilare, assistita dall'operatrice, quel modulo per i contributi sui libri di scuola che altrimenti non avrebbe presentato in tempo utile. Quando l'amministrazione pubblica scende in piazza per aiutare i cittadini. È il primo esperimento fatto in Veneto e la gente ha risposto. Ma la gente chiede informazioni un po' generali. Noi stiamo lavorando bene con le domande sui buoni libro e anche il bollo auto. Sedico inaugura una novità voluta dalla Regione in sinergia con gli enti locali per facilitare il rapporto fra il pubblico e i cittadini. Vedo che molte persone stanno venendo presso il nostro ufficio all'aperto, diciamo, e le domande maggiori riguardano il bollo auto, ma anche il buono scuola, i contributi della Regione sui buoni scuola, ecco, tutte le opportunità che la Regione sta offrendo. I cittadini sono forse in questo momento incuriositi per il semplice fatto che noi ci proponiamo in piazza, no? Di solito il cittadino si presenta, entra in un ufficio pubblico e chiede informazioni al funzionario o al personale che trovano in quell'ufficio. Qui è diverso, c'è una certa curiosità, forse inaspettata anche, no? Quindi la cosa positiva è questa, il cittadino si rende conto che ci sono degli uffici aperti al pubblico. Esperimento riuscito e il cittadino ringrazia. A proposito, la richiesta di contributo per i buoni scuola va presentata entro il 5 ottobre e solo via web. Il comune di Sedico ha delle postazioni con un tutor per quanti fossero in difficoltà.